A mezzitellina erano gli orti, perché mia nonna mezzita avevano un orto maior e campavano di questo. E noi era mezzitelle, ci voleva che noi aiutassimo l'orto quando erano in vacanza, era un ordine, ci voleva aiutare, ma ci piaceva perché eravamo intornati d'affezione, ci amavano, ci volevano bene e noi giocavamo assai in questo affare. Andavamo a Pona, o mio zio faceva i solchi e noi eravamo obbligati a mettere pure, pendente che dopo era a recuperare. Dopo ci diceva, allora andiamo a pigliare l'acqua fresca, ci andavamo, era magnifico perché c'era l'amore e l'affezione. L'aiuto. E vediamo un esempio dell'aiuto che ha detto sempre anche i miei zitelli. Quando noi stavamo in Aiaccio, là ero rischiata, avevo 14-15 anni, e avevamo i vicini che erano fallati da Bucugnano perché andavano a scuola, i giovani, parlavano che avevano alludiato un appartamento accanto al nostro. E a sera, ogni anno tardi, da scuola, una lavorava e teneva i picciotti. E faceva freddo quanto anche all'inverno e venivano a mia mamma a pigliare a braccia perché il polizia lasciando il fuoco. Quando era un momento che li faceva non ci pensavo, ma è stata dopo che ci pensavo. Per me era un aiuto che li faceva niente tra loro. Voilà. Io l'ho messo in tesoro a Corsica oggi a trovare piuttosto bella, un tesoro. Dico, so come stanno sempre i nostri principi, ma i miei figli hanno provato a dare l'esempio, a fare come a essere ciò che so io, mica cambiare, mica... Se voi mi parlate di gente che vengono da lavoro, non hanno mica la nostra maniera di pensare, non hanno mica la nostra maniera di fare, ma danno altre cose. E io, a me piace che so io, accetto che non fosse mica come noi. E provare piuttosto a arrondire tutto questo affare, per me, voilà. Più bella vuol dire che eravamo già più giovani, allora ci pareva tutto più bene, cioè la verità. Ma straziavano niente, cioè non ci mica scordarsi di questo. Le donne andavano a fare giornate per cogliere la lì, per andare al sapà, per cogliere i pomati. E niente, straziavano, non ci mica perdere di vista. Allora, oui, prima da me, non so mica, io non posso mica dire che prima da me. Io per me, ciò che posso dire, c'era l'affezione, ci volevamo bene, la nostra famiglia, i zitelli erano figliolati, ci volevamo bene, ci volevamo mantenere questo affare, di dirsi tutto il mondo le sue famiglie, tieni i suoi. L'affezione non si può rendere a questo, non si può mica rendere gattivismo, non si può mica rendere altre cose. Guarda come vengo io. Io dico così, dei brave.